Com'è che in un istante una strada familiare possa trasformarsi in un teatro di paura e silenzio? Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui, sull'Isola in Forma. Resta con me perché ti racconterò di un incidente terribile, accaduto a Olbia, che ci ricorda quanto fragile sia la vita quando ci mettiamo al volante. Questa mattina, poco dopo le 8, lungo la panoramica di Olbia all'altezza dello svincolo dell'ospedale Giovanni Paolo II, due auto si sono scontrate frontalmente. Un impatto descritto da tutti come violentissimo. 4 persone sono rimaste ferite e 3 di loro in condizioni molto gravi. Io seguo quotidianamente le cronache locali, dalle testate sarde ai più autorevoli, e di conseguenza leggo spesso di incidenti simili, e ti assicuro che la scena che emerge dai racconti dei soccorritori è davvero drammatica. 2 occupanti sono rimasti intrappolati tra le lamiere e i vigili del fuoco hanno dovuto addirittura usare cesoie e divaricatori idraulici per liberarli. Le sirene del 118 hanno squarciato la calma la mattina. 4 ambulanze hanno portato i feriti in ospedale, 3 in codice rosso, 1 in codice arancione. Nel frattempo la strada è rimasta chiusa per circa un'ora, mentre la polizia stradale lavorava per ricostruire la dinamica di un incidente che, secondo i primi rilievi, sarebbe stato causato da un'invasione di corsia. E come al solito ti porto alla mia riflessione. Quante volte effettuiamo certe manovre pensando che intanto ci vuole un attimo? La verità è che basta davvero un attimo e tutto cambia. In Sardegna, come ovunque del resto, dietro ogni numero di ogni notizia ci sono persone, famiglie, vite che da un momento all'altro vengono stravolte. E a te? Ti è mai capitato di assistere a un incidente o di sfiorarlo per un soffio? Come pensi si possa ridurre il rischio su strade così trafficate e spesso pericolose?